La verità è che lì a Roma qualcuno che non rappresenta nessuno decide che non si deve fare l'autonomia. Noi così non va bene, ma comunque ci dicano sì o no, ma ce lo dicono. Poi noi ci comporteremo di conseguenza. Mi sorprende che una maggioranza di governo, un governo che dice di avere voglia di andare avanti, di governare, non ci dia risposte, e il fatto che non ci diano risposte questo ci preoccupa. Al tavolo di Palazzo Chigi c'erano tutti e su quel tavolo, vertice di maggioranza, l'unico tema in discussione era il più atteso. Eppure non è bastato. Autonomia ancora frenata, bloccata, passaggi nuovamente da rivedere. Non solo il Movimento 5 Stelle, c'è anche Italia Viva a dettare le condizioni per arrivare alla sintesi dell'accordo, e a Venezia la reazione è immediata, perché è proprio l'elemento Renzi a far saltare la mosca al naso del governatore, tanto da parlare di esito raccapricciante e non solo. È anche imbarazzante e incomprensibile, visto e considerato che il ministro Boccia ha chiuso con noi un tavolo con tutte le regioni italiane circa un progetto da portare avanti. Poi ne viene fuori che fanno la riunione di maggioranza, e perché una parte della maggioranza non è convinta, che guarda caso sono sempre gli stessi che nel 2014 ci hanno portato davanti la Corte Costituzionale per vietare al Veneto di fare il referendum. Ecco, questa parte di maggioranza, quindi Renzi, Italia Viva, dice che dell'autonomia non ne vuol parlare e se ne parlerà più avanti. Noi siamo pronti. Il ministro Francesco Boccia cercava di arginare le polemiche. Noi siamo pronti, ha detto, intendendo il PD. Gli altri partiti oggi mi hanno consegnato alcuni ritocchi che io ritengo ultimativi. Aspettiamo da Italia Viva i loro contributi. Contributi che però non arrivano, così come non ci sarà l'autonomia sotto l'albero di Natale. Noi abbiamo il diritto di avere una risposta, quindi veramente quello che dico al governo è che se ha i numeri per governare deve darci una risposta, altrimenti vadano a casa. Non abbiamo intenzione di perdere tempo, e quindi lavoreremo in questi giorni per completare questo lavoro e per consentire alle regioni poi di dire l'ultima parola. Ma è un ritornello che si è già sentito da mesi, e allora l'appello va direttamente a Mattarella. Lo dico al Capo dello Stato, che è garante della Costituzione, che nell'ambito dei suoi poteri si faccia, come si può dire, portavoce di questo stato di malessere che non è più del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna, ma è di 17 regioni, 18 regioni su 20 a livello nazionale.